al pubblico i Musei Vaticani mentre il Papa promulga una legge sulla trasparenza negli appalti. Enzo Romeo. Il clavigero è pronto col mazzo di chiavi in mano, finalmente si ricomincia. La porta nuova dei Musei Vaticani torna ad aprirsi ed entrano i primi visitatori. Ai controlli di sicurezza si misura anche la temperatura. Questi luoghi, abituati ad accogliere milioni di persone ogni anno, sembravano spettrali. Un tesoro è veramente tale solo se può essere condiviso. Le cifre le fornisce la direttrice Barbara Iatta. Oggi incredibilmente 1600, l'ho saputo, ma abbiamo buoni numeri per questa settimana. Ingressi solo su prenotazione, gratuita. Si potrà godere di tanta bellezza senza la calca di prima della pandemia. I gruppi saranno di 10 persone per rispettare le regole sanitarie. La speranza però è che si torni alle cifre record pre-Covid. Le risorse economiche del Vaticano si basano essenzialmente sui musei. Con meno entrate si rischia il default del settore finanziario, tenuto sotto osservazione da Papa Francesco, che proprio oggi ha promulgato un motu proprio sulla trasparenza degli appalti, uniformando la legislazione vaticana a quelle più avanzate sul piano internazionale. Al testo ha lavorato il presidente del Tribunale Vaticano, Giuseppe Pignatone. L'obiettivo è garantire una gestione efficace ed etica e una vera concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti. E questa mattina